Eccoci mister, 1-0-0 che da quanto abbiamo visto in campo è un punto guadagnato, abbiamo subito un po' il gioco degli avversari, ma tutto sommato il Portogruaro ha tenuto bene il campo. Che dice? Dico solo che la prestazione è stata positiva, dopo sicuramente hanno avuto alcune soluzioni sia loro che noi, per andare in vantaggio. Abbiamo trovato una squadra in salute, una squadra che in casa in 4 partite aveva fatto 10 punti, una squadra da qualche resoconto così di qualche allenatore che avevo sentito temibile, perché anche a Porto Mansuè sappiamo hanno fatto gol e stavano vincendo fino al 91esimo, per cui a questo punto ci sta bene, per quella che è la nostra classifica e per quello che sono gli obiettivi nostri. Sì, oggi avevamo in porta un Clemente super, ci ha salvato in 2 o 3 occasioni, però c'è da recriminare quel gol mancato verso la fine, che forse avrebbe punito troppo gli avversari, ma sarebbe stato oro per noi. Sicuramente facciamo un applauso alla società che ha scelto Clemente, però insomma non è stato solo il Raffaele, è stato di contributo per noi, ma questo ci sta, fa parte del gruppo, fa parte come salvasse sulla linea un difensore, per cui Raffaele ha fatto una buonissima prestazione come tutti gli altri. Vediamo magari di crescere un po' di più sotto l'aspetto un po' così fisico, perché il secondo tempo abbiamo un po' mollato. Sì, infatti qua volevo chiedere, questa è la sua seconda partita, dovesse fare un piccolo assunto di quello che ha visto, dove abbiamo qualche debolezza in più? No, debolezza, io su questo gruppo ci tengo e ci conto, tutti sono utili. Dopo sicuramente per la posizione che siamo, vediamo insieme alla società se mantenendo lo stesso gruppo, magari ricercando qualcosa, però fino a che non è il momento io do ampia disponibilità a questi ragazzi che si stanno impegnando durante la settimana, negli allenamenti e in tutto, per cui sappiamo che abbiamo anche i nostri limiti, però insomma continuiamo nella nostra corsa alla salvezza. Sì, comunque per chiudere, seconda partita, secondo risultato utile e consecutivo, domenica al Mechia si cercherà in tutti i modi i 3 punti? Ma anche oggi si cerca i 3 punti, è che purtroppo a volte si parla meno degli avversari, perché abbiamo trovato come oggi un avversario in salute, troveremo un Villorba alla prossima partita lo stesso in salute, per cui terremo, ma i 3 punti noi cerchiamo tutte le domeniche di agguantarli, dopo come ripeto, come ho detto prima, c'è anche l'avversario che bisogna tenerci conto. Bene, grazie mister.